Buongiorno cari amici, ben ritrovati in questo spazio in mia compagnia. Io sono Ildegarda e oggi parliamo di un piccolo rituale che serve a farsi dare delle spiegazioni. Prima però di cominciare a vedere come si procede, quali sono gli ingredienti, vi invito, se ancora non l'avete fatto, ad iscrivervi al mio canale YouTube. Se ancora non l'avete fatto, ad iscrivervi anche al canale YouTube del Marietto Veneziano. Per chi non dovesse conoscerlo, può cercare su YouTube Marietto Veneziano, troverà immediatamente il suo canale. Entrambi divulghiamo da svariato tempo argomenti di esoterismo, radionica, radiestesia, tarologia, ermetismo, dunque è un'opportunità per gli amanti di questo genere di avere informazioni da operatori del settore, dunque anche magari di imparare qualcosina. Tra l'altro io faccio anche delle dirette delle Sibille dove rispondo gratuitamente in ordine di arrivo il lunedì alle 21:30 e il venerdì alle 21:30 sempre sul mio canale YouTube e il mercoledì alle 21 sul canale YouTube del Marietto Veneziano. Dunque se avete delle domande e volete vedere un po' come lavoro, come lavora anche il Marietto Veneziano, vi ho detto appunto potete cogliere questi appuntamenti. Bene, ma vediamo qual è questo rituale e cosa serve. A quanti è successo, direi proprio a molti, di iniziare una conoscenza, una frequentazione, qualcuno vera e propria, nel senso fisico, di frequentarsi proprio uscendo, dandosi appuntamento, qualcuno invece ha cominciato appunto una relazione, una conoscenza virtuale, online, e mentre sembrava che tutto procedesse al meglio, l'altra persona è sparita senza dare una spiegazione. Bene, questo rituale serve a farsi dare una spiegazione. È chiaro che è implicita la spiegazione, se la persona sparisce, eh, ovviamente avrà fatto le sue valutazioni, però visto che siamo adulti, visto che è importante anche concludere, chiudere le cose o dare un punto a delle situazioni, è importante appunto che le persone si prendano la loro responsabilità e che se qualcosa non va lo dicano, se qualcosa non è piaciuto ci informino, anche perché magari può esserci d'aiuto per il futuro. Dunque, cosa ci occorre per eseguire questo rituale? Vi assicuro è semplice, certo probabilmente un ingrediente in particolare, lo zolfo, vi sembrerà difficile da reperire, in realtà è abbastanza facile perché esistono anche polveri di zolfo puro che vendono nei negozi, come si chiamano, quelli i consorzi, quelli per le campagne, per l'agricoltura, dunque anche perché è un prodotto che serve anche a curare in modo per esempio naturale il mal bianco, dunque è facilmente reperibile. Altrimenti, senza fare pubblicità, cercate online che ve lo consegnano fino a casa. Dunque, avete capito che serve lo zolfo, dunque in polvere, un cucchiaino perché dovremmo trasferirlo, un pennarello indelebile rosso, 5 foglie di alloro, potreste anche usarne di più, sempre in numero dispari, dunque 5, 7, 9, 11, eccetera. 5 è più che sufficiente. Una bottiglia di vetro senza etichette, bianca, e l'acqua. Ovviamente il suo tappo. L'acqua, da una prospettiva occulta, è un elemento straordinario, un elemento magico veramente perché permette moltissime lavorazioni. Intanto è altamente programmabile e vedremo poi come farlo. Tra l'altro ne ho parlato anche già sul mio canale, cercate appunto nelle playlist legate agli insegnamenti di ermetismo, agli insegnamenti sugli elementi della personalità e anche altri rituali, dunque cercate perché ho parlato di come programmare l'acqua e dei tanti straordinari utilizzi che si possono fare di questo elemento. Probabilmente qualcuno conosce anche le ricerche di Masaru Emoto, dunque sa che l'acqua si cristallizza registrando delle memorie.
Dunque non è soltanto una fantasia, ma hanno fatto proprio dei veri e propri studi con tanto di fotografie per dimostrare come le frequenze che inviamo all'acqua riorganizzino la struttura stessa dell'acqua, che dunque si cristallizza in modo diverso in base proprio alla frequenza che viene inviata. Ovviamente per frequenze intendo anche il nostro intento, il nostro pensiero, le nostre parole. Tenetene a mente quando siete di fronte all'acqua in generale, perché è altamente impregnante e impregnabile. Dunque è uno scambio. Se noi carichiamo di cose negative l'acqua ingerendola, ci negativizziamo. Se invece la trattiamo con il massimo rispetto, inviandole le frequenze e le informazioni giuste, ci restituirà proprio quel contributo. In questo caso non dovremo ingerirla, però era giusto aprire una parentesi per far capire perché utilizzeremo l'acqua e quanto è straordinaria. Ovviamente mi sono tenuta al minimo indispensabile perché, come vi ho detto, troverete moltissimo materiale sul mio canale. Ma vediamo al dunque. Allora, cosa dovremo fare? Ora ve lo mostro così procediamo insieme. Tanto potrete mettere in pausa, procurarvi gli ingredienti e farlo passo passo con me, oppure vederlo e poi in un secondo tempo svolgerlo voi. Ok, cominciamo. Dovremo scrivere il nome della persona che è sparita sulle foglie di alloro. Ovviamente più informazioni abbiamo della persona e meglio è, vale a dire che se abbiamo oltre il nome e il cognome e la sua data di nascita potremmo scriverla. Altro piccolo dettaglio, se è più di una persona che è sparita senza dare spiegazioni e vorremmo appunto che queste persone ci dessero queste spiegazioni che abbiamo sperato e desiderato a lungo, pertanto per capire insomma che cosa è successo, potremmo scrivere più nomi sulla foglia. Considerate che su ogni foglia dovremmo riscrivere i nomi. Dunque io scrivo nome e cognome, il giorno, il mese, l'anno. Ok, lo faremo per tutte le foglie. È un po', mi rendo conto, che sembra un tempo morto questo, ma stiamo lavorando. Perché tra l'altro useremo il pennarello indelebile, perché così eh, non si disperde l'informazione nell'acqua, ma resta pronta per essere vitalizzata proprio dall'acqua. Ok, ultima. Allora, questo, come avrete capito, è un piccolo rituale di magia simpatica, dunque spesso spiego come le vibrazioni e gli influssi di alcuni elementi siano importanti e come possano aiutarci. Dunque l'alloro ha delle proprietà straordinarie. In quanto è considerata una pianta sacra, straordinaria perché è associata alle vibrazioni di tutti i dominatori planetari, dunque abbraccia gli influssi propiziatori più benevoli e più desiderabili dei vari dominatori planetari. Ogni dominatore planetario ha delle influenze benefiche per quanto riguarda la nostra vita, dunque immaginate come l'alloro possa propiziare. È comunque direttamente associato alla sfera solare, pur però, come ho detto, mantenendo un saldo legame con tutti i dominatori planetari. Dunque, quando avete dei problemi, quando avete delle situazioni difficili, potete scrivere quello che desiderate
purificare sulla foglia d'alloro e poi bruciarla, oppure quello che desiderate sulla foglia d'alloro e sempre bruciarla usandola come un incenso. A questo punto prendiamo la nostra brava bottiglia, ecco qua, e infileremo le foglie dentro la bottiglia. Dunque su questa persona su cui avremo scritto il nome, di cui avremo scritto nome e cognome, data di nascita se la conosciamo, altrimenti ci limitiamo al suo nome e cognome. Scrivendola sull'alloro andremo a rimuovere tutti gli influssi nefasti, tutte le cose negative che riguardano questa persona, cancellando completamente gli ostacoli e i blocchi e diciamo propiziando quello che poi andremo a caricare sulla nostra acqua. Adesso l'ultimo passaggio: 5 foglie di alloro, 5 cucchiaini di zolfo in polvere. 1, 2, 3, 4 e 5. Voilà, ecco fatto. Allora, cosa faremo adesso? Intanto una bella mescolatina, in modo che tutti gli elementi si armonizzino fra loro. E poi dovremo programmarla lavorando con le nostre mani. Allora, le mani sono un ponte di trasmissione straordinario. Chi fa pranoterapia o chi percepisce il calore e un determinato potere nelle mani sa di cosa sto parlando e sa anche, se per caso non lo dovesse sapere, lo vediamo adesso, che è possibile veicolare l'intento o un'energia che viene convogliata nelle mani verso l'acqua. In questo caso cosa faremo? Allora, ve lo mostro perché intanto lo sposto, poi lo rimetto perché lo dobbiamo lavorare. Fregate le vostre mani fino a quando diventano roventi, dunque. Benissimo, a questo punto sono belle cariche, le mettiamo vicino, senza toccarla, vicino alla bottiglia. E cominciamo a lavorare col nostro intento l'acqua. Io vi consiglio di sentire proprio, a parte che lo sentirete se siete un po' sensibili, il centro del palmo della mano pulsare, ma è chiaro che non potete farlo a volontà, è una cosa che si attiva, ma immaginate proprio o sentite, in base a quella che è la vostra maggiore predisposizione, sentite che un fascio di luce o di energia parte dal palmo delle vostre mani e confluisce verso l'acqua nella bottiglia. Considerate dunque che adesso non solo dobbiamo pensare a questo, ma concentrarci sulla persona e faremo un passaggio di programmazione. Dunque, dichiariamo che io, Hildegarda, ovviamente direte il vostro nome e cognome, chiedo, a questo punto chiudete gli occhi e immaginate la persona, di averla davanti, immaginate il suo viso, immaginate la sua bocca, immaginate i suoi occhi, immaginate di guardarvi occhi negli occhi e cominciate a dire: io, Hildegarda, chiedo che nome e cognome torni da me. Poi gli parlate direttamente. Dobbiamo recuperare il tempo perduto, dobbiamo parlare, farci una bella chiacchierata. Ti ricordi quando eravamo sereni, quando eravamo tranquilli, quando ci abbracciavamo e immaginiamo appunto che siamo in un momento di serenità con questa persona, che stiamo scherzando, che siamo sorridenti, che siamo felici di stare l'uno con l'altro. Se non è mai successo veramente, immaginatelo lo stesso. Comunque l'acqua recepirà il messaggio e lo registrerà in forme di immagini, vibrazioni che trasferirà appunto poi alle foglie. Importante perché
tutti questi elementi servono proprio a ripulire e a propiziare che ci dica la verità. Dunque, continuiamo e diciamo: io sono qui che ti aspetto con la mia mente, col mio cuore, con la mia anima. Ti chiedo di spiegarmi cosa è successo, di venirmi a parlare e di dirmi la verità. Con questo procedimento io apparirò nei tuoi sogni e tu mi vedrai lì, di fronte a te, vicino a te, e sentirai il bisogno, il desiderio di venirmi a parlare, di cercarmi e di spiegarmi cosa è successo. E così è, e così è fatto. Grazie, grazie, grazie. Bene, in poche parole siamo quasi a conclusione. Cosa faremo? Di per sé il rituale è fatto, come vedete è cortissimo, è facile, è veloce, richiede pochissimi elementi, ma non è finita. La bottiglia andrà conservata, messa alla luce solare. È importantissimo perché sia l'acqua che abbiamo caricato, sia il sole con il suo magnetismo faranno un lavoro straordinario su questa persona. Dunque lasceremo in un punto, se possibile, dove prende luce diretta, cioè proprio il sole, i raggi del sole che attraversano proprio la bottiglia. Se non dovesse essere possibile, cerchiamo di metterla in un posto più luminoso, nel posto più luminoso della casa. Se abbiamo un balcone, scegliamo il balcone. Comunque è importante che abbia e riceva il magnetismo solare e lo lasciamo fino a ottenuto risultato. Bene, vi ringrazio. Alla fine chiaramente direte cosa ne faccio quando la cosa, perché sicuramente me lo scrivete, quando la cosa è finita, svuotate tutto, se possibile restituite in natura. Non sono elementi dannosi, come abbiamo visto addirittura lo zolfo può guarire dal mal bianco le piante, dunque comunque in ogni caso è sempre qualcosa di benefico. Le foglie dell'oro altrettanto, l'acqua programmata, perché no? Grazie di tutto, grazie per avermi ascoltato, mi raccomando, vi ricordo che se avete dubbi sul rituale, avete domande, scrivetemi nei commenti, perché in privato io rispondo solo per consulti a pagamento. Dunque, se desiderate un consulto con me, sono ben felice di dedicarvi il mio tempo. Un consulto ha un costo di 20 euro, la durata di 45 minuti. Se ancora non sapete che genere di consulti, venite a vedermi nelle dirette lunedì e venerdì alle 21:30 sul mio canale YouTube, mercoledì alle 21 sul canale YouTube del Marietto Veneziano. Sbirciate nel mio canale, vedrete tante piccole cose, tante condivisioni che ho fatto, dunque così vi farete anche un'idea, se ancora non mi conoscete, di quello che posso fare con voi e per voi. Grazie di cuore a tutti, il consulto ha un costo di 20 euro, la durata di 45 minuti. Buon proseguimento e a presto. Ciao!